pensate che questa ragazzina ha soli 9 anni, Dimmelo tu. Quasi 10. Vedete com'è preciso, subito ma già. No, quasi 10, sono più grande, è vero, molto carina. E allora, siamo pronti? Vogliamo iniziare subito? Siamo belle tranquille? Sì? Sì? Alziamo le mani? No, abbastanza. E allora, che cosa ci fai ascoltare? Ce lo vuoi dire tu? Sono solo parole di Noemi. Per voi, Lucia Lamberti! Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sia la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo ed è un attimo tra me e te. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, E ora penso che il tempo che è passato con te ha cambiato per sempre ogni parte di me. Ti sei stanco di tutto, io non so cosa dire, non troviamo un motivo neanche per evitare. Siamo troppo distanti tra noi, ma io sento con me le paure che hai. Vorrei spingerti forte e dirti che non è niente, posso solo ripeterti ancora. Sono solo parole. Sono solo parole, le nostre sono solo parole, le nostre sono solo parole, sono solo parole, parole. Sono solo parole. Grazie. Ma brava, bravissima la nostra Lucia Allora, Lamberti! Allora, ci siamo, prego, la parola a lei. Primo premio esordienti, Lucia Lamberti. Lucia! Complimenti! Prego, Presidente, Passa può avanti, consegnare. passa avanti. Fai un piccolo passettino avanti, vieni Lucia. Fai un piccolo passettino avanti con un bel inchino, Ce lo fai vedere? Oh. Bravissima.